Buongiorno a tutti, adesso vi faccio vedere come si può pulire il PC dalla A alla Z. Se sbaglio qualche passaggio vi chiedo scusa, ma purtroppo sono nuovo di questo programma, ok? E allora iniziamo. Vado computer, apro computer, vado Windows, vado a cercare con attenzione, non sbagliate, prefix, lo vedete qui, cliccate sopra, fate continua per continuare a fare. Allora, chiedo scusa sempre anche dalla mia pronuncia, purtroppo niente, sono meridionale e parlo con la mia cadenza e poi ho un po' di difficoltà di parola, ok? Allora, dopo fare questo, i differenziate tutti, fate eliminate. E questo è il primo passaggio. Poi dovete andare tempo. Vedete tempo, non mi raccomando di non sbagliare. Andate tempo, lo vedete, tutti differenziate, via, elimina questo. E già qua Windows è pulito. Ma non abbiamo ancora finito. Sono indietro. Andiamo su utente. Poi andate su posto 9. Va vedete qua, c'è Android, questo lasciatelo stare che non mi interessa. Allora, comunque se avete Windows 8 andate su visualizza, ok? Poi fate opzione, andate in visualizza, andate in visualizza cartella file e unità nascoste, fate applica, fate ok e vedete qui sopra in alto che c'è update, lo vedete update, che prima non c'era. Allora, io una cartella gialla, la cliccate, andate locale e poi andate ancora sul tempo. Questo dovete cancellare tutto, perché è tutta schifezza che ve lo renda in questo computer. Ok? Elimina, stai eliminando, ignora, annulla. Questi due non vanno via di pacchetto, perché abbiamo due programmi aperti, il programma che vi sto io registrando e poi inviando su YouTube e Windows è aperto, ok? Allora questo l'abbiamo fatto. Adesso andando ancora, opzione sopra dove c'è la casella, cliccate, aprite visualizza, andate a nuovi chiudete, non avete visto bene, non visualizzare queste cartelle, file e unità necessarie nascoste, ma applicate, ok, se tornate indietro, ancora indietro, vedete che non c'è più la cartella applicate, giusto? Questo qua in bianco cancellatelo via pure questo. Android, lasciatelo stare perché se avete un terminino Android che è collegato con il vostro PC, questo deve stare qua, se non ogni volta deve sempre registrarsi, ok? Allora, adesso che abbiamo fatto tutto questo, noi chiudiamo questo, andiamo ancora su computer, tasto destro su disco locale C, fate proprietà, andate a pulire il pulisce del disco rigido, ok? Fatelo pulire. Fatelo lavorare. Ragazzi, se c'è qualcosa che io sto sbagliando, non so, pensate voi che io sto sbagliando, basta che voi seguite questo lavoro che io sto facendo per voi attentamente e vedete che non potete sbagliare senza andare a cercare programmi Bitmap o Nature Cleaner. Questi sono programmi che vi rovinano il
computer. Se voi fate questo, lo fate con attenzione, lo fate piano piano, vedrete che il vostro computer è sempre pulito e come quando voi la mattina vi alzate e vi lavate la faccia e vi fate il bidet. Siete sempre puliti. Ok? Adesso aspettate perché io sto punendo in questo momento il mio PC e vedete che alla fine è tutto ok. Ok? Un attimo di pazienza perché è un pochino lunghetto perché ho un po' di giorni che non faccio la pulizia del PC. Però facendo questo abbiamo finito. Adesso mi accendo una sigaretta aspettando che finisca. C'è un mio amico che vuole salutare perché anche lui, come voi, vuole insegnarsi questo, vuole imparare questo lavoro. E vi ricordo, ciao a tutti. Che bravo che c'è un amico. Ok, peccato che è un amico, perché se era un'amica non ve lo presentavo, sinceramente. A quest'ora chissà cosa stava facendo. La bomba originale sono i giornali. Avete visto che ho toccato tutte le cartelle dovete spuntarle e poi elimina la file. Questo lo pulisci il cestino e tutto condiviso. Ok? Tutta la roba che c'era dentro nel sistema è andata a finire nel cestino, ma con questa ultima operazione abbiamo finito. Ok? Adesso il maestro vi saluta, vi manda un abbraccio e visto che siamo arrivati quasi a Natale, vi auguro un buon Natale e un fine anno nuovo. Saluto a tutti, facciamo una buonanotte.